mese di gennaio nella nostra parrocchia Maria Santissima Immacolata, Chiesa Madre di Belpasso, come tutti i mesi dell'anno è sempre un mese di grandi celebrazioni e di varie attività, anche se a motivo del Covid e di quelle che sono le disposizioni ministeriali e a normativa anche delle disposizioni della Curia, non si possono fare incontri di catechesi, non si possono fare riunioni, però visto che è possibile almeno celebrare l'Eucaristia, abbiamo approfittato in questo tempo così particolare, alla luce di quelle che sono le celebrazioni che sempre abbiamo avuto, di far sì che siano motivi di celebrazioni eucaristiche ben partecipate, ben preparate e anche di catechesi. Abbiamo celebrato il periodo del Natale, abbiamo celebrato il 6, come sempre, la celebrazione dell'Epifania del Signore, ecco, portando all'altare maggiore questa immagine di Gesù bambino che è alla mia destra, che poi vedrete, che appartiene alla storia del Settecento della nostra Chiesa, è una ceroplastica del Divino Infante Gesù, a cui sempre sono stati legati i nostri chierichetti, i nostri ministranti, però quest'anno non si è fatta naturalmente la processione, ma ugualmente Gesù bambino è stato venerato. Abbiamo ricordato il battesimo del Signore con la rinnovazione e l'impegno delle nostre promesse battesimali, ecco la seconda domenica di gennaio. E poi abbiamo celebrato il Triduo, la festa liturgica in onore di San Mauro Abate, che dal Settecento e poi soprattutto con la realizzazione della statua di Angelo Musumeci del 1894, lo stesso autore che realizzò l'Immacolata, ecco, è stato da allora un'esplosione di culto alla devozione di questo santo benedettino nella nostra Chiesa. Ora, ecco, stiamo ricordando, oggi e domani, ecco, l'inaugurazione del quadro di San Sebastiano. Io sono cresciuto nella chiesa di San Sebastiano, a Castelursino, in cui i miei abitavano proprio di fronte alla chiesa. Ecco, tutti sanno che la mia vocazione è nata in quella chiesa e ebbi un miracolo da parte del Santo, in quanto toccando un portalabete a motivo della preparazione della festa, aveva allora 5 anni, ecco, questa mano prese a fuoco miracolosamente, ecco, fu spenta, diciamo così, dall'intervento medico, ma l'intervento anche di San Sebastiano per un fortissimo, ecco, attacco di corrente elettrica alla mia mano, imprudenza di un bambino. E da allora ho sempre nutito ancora di più la devozione a questo santo che a Catania, ecco, assieme a Sant'Eubrio è compatrono della città. E a Catania, a parte di venerare la confraternita dei Macellai, una splendida statua del Settecento, ecco, nella Basilica del Carmine tutto l'anno si conserva la reliquia della tibia del santo, che l'anno scorso la ebbimo qui, grazie ai padri carmelitani, ripeto sempre a motivo dell'inaugurazione del quadro, ecco, per cui quest'anno, celebrando l'anniversario dell'inaugurazione del quadro, ho chiesto nuovamente ai padri carmelitani se era possibile, e per oggi e per tutta l'intera giornata di domani abbiamo qui, ecco, dopo la messa delle 7, la venerazione della reliquia della tibia che, ripeto, dopo la testa del santo che è venerata a Roma nella Basilica dei Santi Quattro Coronati, è questa una delle reliquie più insigne del santo. E la tibia, ecco, ad Acireale, ecco, a Palazzo Lacreida, a Siracusa, ecco, dove noi andiamo, a Cerani, dove non c'è San Sebastiano, difficile il paese che non si trovi il culto al santo, ci sono frammenti, ma in questo caso è veramente un dono prezioso che noi abbiamo avuto nella storia della nostra città di Catania, avere questa reliquia. Ecco il motivo storico perché quando si faceva la festa solenne a San Sebastiano, che usciva la prima domenica di settembre, usciva di mattina col suo splendido fercolo ligneo, andava al Carmine proprio perché in quella basilica, ecco, della Madonna del Carmine a Catania, alla fiera a Piazza Carlo Alberto, è conservata questa reliquia. Ma non finiremo le celebrazioni
con San Sebastiano, continueremo con Sant'Agata. Ecco, tutti abbiamo appreso le notizie da parte del nostro arcivescovo e del sindaco delle restrizioni, certamente non per capriccio, ma perché sono necessarie per evitare i contagi. Io non metto la mascherina perché siamo a distanza e non c'è nessuno accanto a me, ma la metto sempre. Ecco. Per cui credo che anche Sant'Agata sarà venerata da noi perché da sempre uno degli altari, oggi troviamo una tela di Padre Stramondo degli anni '80, però da quando fu rifatta interamente questa navata, che è la navata dei Martiri, navata di Santa Lucia, il secondo altare fu consacrato, dedicato a Sant'Agata. Ecco, la chiesa ha una statua della ditta Rosa D'Ananzio, queste statue un po' fatte in serie, ma molto bella, potremmo dire anche un po' titanica, molto grande di Sant'Agata, che esporremo, per cui si farà un triduo, per dare la possibilità, come sempre, anche qui di venerare Sant'Agata. Io credo che bisogna fare in modo che si fomenti di più la preghiera, fin quanto possiamo farlo, fin quando abbiamo le chiese aperte, finora non ci sono altre disposizioni in merito, io credo che dovremmo veramente fare in modo che nelle nostre chiese si preghi, si respiri il Vangelo, si ami il prossimo, ci cerchi di fare di tutto perché dove c'è carità c'è la presenza di Dio. E ripeto una frase che ho ripetuto più volte in questi giorni. Il proverbio dialettale dice ogni santo ha i suoi devoti. Ed è vero, ma io mi permetto di aggiungere, ogni santo ci insegna qualcosa. Ecco, San Sebastiano ci insegna ad essere apostolo, così come lui fu tra i suoi centurioni romani. Lui era capo di una centuria, capitano di una centuria romana ai tempi di Diocleziano e di Massimiliano. Ecco, pensiamo ad esempio a San Mauro, ora et labora, benedettino, Sant'Agata, l'amore alla verginità, l'amore a Dio, l'annunciare anche a lei, nell'apostolato del carcere, quando si trovava con donne di malaffare, fece sì che quelle ragazze cambiassero totalmente attività, ma si dessero a Dio. Io credo che veramente ogni santo ha devozione, ma soprattutto la devozione vera quando ci comunica qualcosa che dobbiamo vivere oggi più che mai. Una nota particolare la voglio spendere, soprattutto per i miei giovani della fabbriceria, del gruppo anche del comitato, ma soprattutto perché sono più vicini, perché dire fabbriceria sono tanti, dire giovani cantanti sono tanti, però c'è un gruppo che non è poco, di 8-10 persone che tutto fanno loro, insomma, quello che voi vedete non è altro, qui soltanto quelle che sono offerte sono i garofani, ma in realtà la loro, il sistemare così i candelabri, il sistemare queste stoffe, sono tutte cose che noi abbiamo in chiesa e che il buon gusto e il desiderio dell'amore alla bellezza, perché la bellezza, come dice San Tommaso, è una delle vie che ci porta a Dio, e così lo motivo anche per celebrare, per vedere quello che ogni santo ci insegna. Io ti invito poi ad andare al tavolo, perché così come per San Mauro ci sono i famosi cucini a tete, abbiamo voluto anche creare dei pani a forma di 2S, San Sebastiano, un pane benedetto che viene dato naturalmente a coloro che hanno il desiderio anche di collaborare con un'offerta per quelle che sono le attività caritative.